Da oggi la compagnia dei carabinieri di Sciacca viene elevata al reparto territoriale articolazione dell'Arma con una struttura più significativa che si rivela più aderente alle esigenze di un territorio connotato da un'economia tra le più fiorenti della provincia, ove il centro Sciacca, unitamente alle sue aree limitrofe, rappresenta un polo con importanti realtà industriali, artigianali e turistiche. Il nuovo reparto territoriale, distante 80 km dal comando provinciale di Agrigento, con un territorio vasto di 850 km quadrati, è ripartito tra 11 comuni per un totale di oltre 100.000 abitanti e continuerà a mantenere alle proprie dipendenze le 9 stazioni dei carabinieri: Sciacca, Calamonaci, Caltabellotta, Luccasicula, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Burgio, quest'ultima con competenza giurisdizionale anche sul vicino comune di Villafranca Sicula, nonché la tenenza dei carabinieri di Ribera, giovandosi tuttavia di un rafforzamento della componente investigativa, sezione operativa, e quella del pronto intervento, sezione radiomobile e centrale operativa, sui modelli di altre realtà operative presenti nella provincia di Caltanissetta come Gela e nel palermitano come Termini Imerese. Va ricordato che presso il comune di Sciacca hanno sede il Tribunale, una Procura della Repubblica, con giurisdizione anche su parte dei territori delle compagnie carabinieri di Cammarate e di Castelvetrano, un commissariato della Polizia di Stato, una compagnia della Guardia di Finanza, un ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera e una casa circondariale. La nuova configurazione del reparto darà il giusto risalto agli sforzi operativi dell'Arma, che storicamente opera in un territorio caratterizzato da un pervicace presenza mafiosa, contrastata dal recente passato da numerose operazioni di servizio che hanno colpito gli assetti criminali dei mandamenti operanti. Il potenziamento dell'organico del reparto si tramuterà inoltre in un incremento dei servizi di prevenzione generale per garantire maggiore vicinanza e senso di protezione alla popolazione, anche in considerazione delle tante attività commerciali e ricettive che insistono sul florido tessuto economico del circondario saccense.